Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Ma cosa succede? Credo che abbiamo ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Avete sentito? Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a Giallo Radio Club. Siamo alla terza stagione del nostro programma, da me ideato e condotto. Innanzitutto, prima di iniziare, ringrazio ancora della fiducia Giulio Canarca e Giovanni Sallusti che hanno creduto in noi, e soprattutto Donatella Donorio in regia. Dunque, ovviamente tutto lo staff di Radio Libertà. Come avete sentito, riprendiamo da Garlasco. Eh sì, anche noi. Ha tenuto banco tutta l'estate e ne parliamo anche noi. L'indagine del procuratore Fabio Napoleone di Pavia e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano non si è mai fermata. Proprio oggi sono ripartite le analisi dattiloscopiche in incidente probatorio, infatti arrivo proprio di là. Non sono ancora usciti i periti e i consulenti, per cui non vi posso dire molto. Intanto al lavoro anche la professoressa Cristina Cattaneo, antropologa forense, anatomopatologa famosissima, nonché tutti i periti e i consulenti genetisti sulle altre tracce. Indagato rimane Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco, in concorso con Alberto Stasi, già condannato a 16 anni nel 2015, tuttora in carcere a Bollate in semilibertà, e altri ignoti. Dunque l'indagine è secretata, trapela pochissimo, sappiatelo, su testimoni, eventuali intercettazioni, analisi di PC, telefoni, materiali sequestrati, ma media e web impazzano. Decine i canali YouTube che si dedicano al caso. Oggi io avrei riproposto la requisitoria in Cassazione del procuratore Oscar Cedrangolo, che duramente chiedeva l'assoluzione di Stasi in quanto la sentenza, cioè no, in quanto l'impianto accusatorio non teneva. Avrei riproposto questa requisitoria. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma magari dopo la recuperiamo, proprio da uno di questi canali YouTube che sono nati e di cui vi parlerò. È emblematica di questo processo insolito. Infatti Stasi viene assolto in primo e secondo grado, poi in base ad una perizia richiesta dalla parte civile sulla camminata viene riaperto un processo bis e in questo processo bis viene condannato. Oggi quindi però vorrei concentrarmi su alcuni punti e in particolare sulla comunicazione. Quindi proprio perché sono nati tutti questi canali, io ne ho scelto uno perché mi sembra uno dei più professionali, e poi perché sinceramente mi ha attirato dal primo momento, in quanto il nome è emblematico, si chiama Garlasco Channel, e infatti ho invitato qui il suo ideatore, Andrea Ferretti, cioè ovviamente collegato con noi. Ciao Andrea, benvenuto. Ci senti? Non ci sente, è caduto. Va bene, lo richiamiamo. E poi però prima di passare alle domande ad Andrea, torno alla carta stampata, sì, quella che si trova solo in edicola e che i millennials non sono abituati molto a frequentare, ma che invece c'è ancora ed è fortissima, soprattutto per i settimanali. E qui ho invitato il direttore Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Benvenuta Buongiorno. Albina. Andrea, l'abbiamo recuperato? Andrea, ci senti? Eccomi. Ciao, Buonasera a ciao. tutti. Abbiamo fatto una breve presentazione di te, però io adesso mi concentro, partiamo dalla storia, quindi partiamo dalla carta e chiedo ad Albina qualcosa che riguarda un'iniziativa che ha lanciato il suo settimanale e che è partita da una copertina, Liberate Stasi, un po'
Adesso ci spiegherà Albina come è partito, come è nato tutto questo, e adesso siamo arrivati alle cartoline, cioè gente che da tutto il mondo, a questo punto posso dire, Albina poi ci spiegherà meglio, inonda la redazione di cartoline di affetto, di solidarietà nei confronti di Stasi. Noi non dimentichiamo mai la vittima, ricordiamola, per questo cioè, assolutamente Chiara è sempre nei nostri cuori, ed è proprio per Chiara che facciamo tutto questo. Albina, raccontaci come è nata quest'idea, questa iniziativa, che poi devo dire la verità, Giallo ha già portato avanti per altre battaglie, per esempio la legge sul femminicidio, l'omicidio stradale. Sì, questa volta ce l'hanno un po' chiesto i lettori, perché in tantissimi ci hanno scritto dicendo facciamo qualcosa, non si può fare una raccolta firme, non si può fare qualcosa di concreto per appunto liberare Alberto Stasi. E a questo punto, visto che raccogliere firme in questo momento non è particolarmente utile, nel senso che cosa se ne fa? La magistratura sta facendo il suo lavoro, quindi non sarebbe opportuno. Allora ho pensato di convogliare tutto questo affetto che io comunque sento dai lettori, da chi ci scrive, da chi ci legge, da chi ci guarda su Facebook o su altri social, di renderlo concreto e visibile con una cartolina. Quindi noi siamo di carta, cosa c'era di meglio di una cartolina? E sul giornale, in edicola, si trova questa cartolina che alla fine è uno spazio bianco per i lettori. Quindi abbiamo voluto dare voce ai lettori. Ognuno può scrivere quello che vuole. Sono cartoline che poi possono essere fotografate, spedite via mail, oppure ritagliate e mandate con la posta. Adesso stanno iniziando ad arrivare anche via posta, e dove ognuno può scrivere una parola di affetto, di conforto, di solidarietà ad Alberto Stasi. Perché qualcuno mi ha detto ma è prematuro, visto che l'inchiesta su Sempio ancora sì, oggi l'avvocato Bocellari ha detto che comunque aspetterà la chiusura delle indagini per proporre poi la richiesta di revisione eventuale. Però, certo, questo è il lavoro dell'avvocato, certo. Tra l'altro l'aveva detto anche a Giallo qualche settimana fa, proprio quando abbiamo scritto Liberate Aspettate, abbiamo una breaking news direttamente dall'interno della questura. Uno dei consulenti mi scrive: stiamo verbalizzando. Dopo gli chiederò che cosa. Di cosa? Esatto. Cosa? Cosa è fondamentale, direi, in questo momento. E quindi hanno quasi finito, diciamo. Sì. Benissimo. Dici allora, qualche cartolina curiosa, qualche cosa curiosa che ti hanno scritto, che ci hanno scritto, che hanno scritto ad Alberto. Ce n'è arrivata una dall'Inghilterra, e poi ce ne stanno arrivando tante in cui oltre ad Alberto c'è un pensiero per la mamma di Alberto, e questo lo trovo molto molto carino, perché è una mamma che è sempre rimasta nell'ombra, che non ha urlato, che non ha strepitato, che però è sempre stata vicino a suo figlio, ed è stata la prima a dire: se io pensassi che è colpevole, lo avrei portato io in galera. Quindi non si può dire che sia una di quelle mamme chioccia, no? Che difendono a tutti i costi il figlio. Lei lo difende perché è convinta che sia innocente. Noi di Giallo, insomma noi e i nostri lettori, non è che siamo convinti al 100% che Alberto Stasi sia innocente, non lo sappiamo, nel senso stiamo a vedere che cosa dirà l'inchiesta. Ma perché siamo a favore di Alberto Stasi e della liberazione di Alberto Stasi? Proprio perché ci sono dei dubbi, e questi dubbi esatto, ci sono dei dubbi sulla sua colpevolezza. Questi dubbi in un paese civile, in base alla nostra legge italiana, questi dubbi non ci devono essere in un processo, per cui si può andare essere condannati solo se i dubbi non ci sono. Nel momento in cui i dubbi ci sono, non puoi mandare in prigione una persona. Quindi è per questo che non abbiamo aspettato il percorso di Sempio, non abbiamo aspettato la procura, non abbiamo aspettato altre rivelazioni rivelate, ma abbiamo detto: è già ora di liberare Stasi, è già ora di dargli la nostra solidarietà, perché comunque è in galera da 10 anni. Mi passi una considerazione, cioè, che mi
hanno fatto altri colleghi giornalisti, mi han detto: "Non c'è niente di male in quanto, Giallo è un giornale nazional-popolare e non ce ne vergogniamo di dirlo, per Assolutamente, cui i anzi. giornali nazional-popolari fanno questo tipo di iniziative". Andrea, tu cosa ne pensi? Tu che, diciamo la carta non la pratichi tantissimo, a parte Giallo ovviamente. No, Giallo lo seguo Eh. e lo sapete benissimo perché ho la prova fedeltà, insomma. Sì, lo Però, lo compra in edicola, perché questo è importante, bisogna andare in edicola a prendere. Allora, di Giallo, per l'iniziativa di Giallo che cosa penso? Penso che sia un'iniziativa carina dal mio punto di vista, ecco, la persona che si occupa di questo caso la vedo di parte, ma giustamente di parte, perché se Albina non lo può dire, giustamente da giornalista e professionista io posso dire almeno che Alberto Stasi secondo me è innocente, quindi è anche giusto fargli una coccola in questo caso. Carina sta cosa. Allora, Albina, so che ti dobbiamo liberare perché sei incasinatissima, però ci puoi dire qualcosa sul numero di domani? Ci puoi anticipare allora, qualcosa? Guarda, sì, abbiamo una bella intervista all'ex magistrato e oggi parlamentare Matone. Ma dai! Sì, so che ti sorprende questa cosa. Ma sì. E in questa intervista si dice esattamente quello che diciamo noi, per cui chiediamo le cartoline, cioè che la condanna ad Alberto Stasi è dubbia e indubbio pro reo. E se lo dice un magistrato. Esatto, e lo dice un ex magistrato. E poi abbiamo tirato fuori una serie di bugie, omissioni, dettagli, questioni che hanno in qualche modo condizionato proprio la condanna di Alberto Stasi e proprio il fatto, l'accusa addirittura di Alberto Stasi. Abbiamo tirato fuori i nomi, cognomi di carabinieri che sono entrati sulla scena del crimine subito dopo di lui, che erano nelle stesse condizioni di Stasi, quindi con le scarpe pulite, hanno anche loro scavalcato il famoso muretto che sembra la muraglia cinese, no? In realtà è un muretto qualsiasi che si può scavalcare benissimo, cioè hanno fatto passare come un limite invalicabile, invece per qualsiasi persona dotata di un minimo, poi aveva 24 anni Alberto Stasi, e come l'ha scavalcato lui l'hanno scavalcato anche i carabinieri. I carabinieri sono entrati senza le scarpe, poi hanno cercato di non dirlo. E perché hanno cercato di omettere questo dettaglio? Non hanno voluto dire, prima l'hanno detto e poi hanno negato in un secondo documento di aver trovato la luce accesa. Hanno visto dei graffi sulle braccia di Stasi che dalle fotografie sono assolutamente inesistenti. Una serie di bugie dette magari anche soltanto per salvare se stessi, non lo sappiamo, comunque che poi hanno portato invece Alberto Stasi in prigione. Quindi le condizioni, diciamo, di se uno vedesse il caso così in maniera asettica e non con le simpatie e le antipatie, potrebbe pensare che come è stato condannato Alberto Stasi, gli stessi indizi potevano far condannare i due carabinieri, perché anche loro avevano le scarpe pulite, anche loro hanno scavalcato il muretto, eccetera, eccetera. Quindi questo è il focus di domani. Su Garlasco, però poi c'è tanto altro. C'è tanto altro. Mi raccomando. Esatto, e vi segnalo un articolo su Pierina Paganelli. Ecco. Abbiamo Luis che sarà lunedì in tribunale, e è l'unico accusato per il delitto di Pierina Paganelli. Ci sono delle nuove intercettazioni che pubblichiamo su Valeria, sua moglie, e sul fatto che Valeria ha chiesto esplicitamente, ha dato consigli espliciti a Luis su come mentire agli inquirenti per proteggersi alla fine. E una tra le tante cose che Valeria ha detto a Luis è stata quella di dire: facciamo finta che il nostro matrimonio è in crisi, così io risulterò più credibile, perché se no sembra che io ti difendo e che dico che tu eri a casa quella sera solo perché ti voglio bene. Invece se diciamo che il nostro matrimonio è in crisi,
e portiamo delle prove per cui facciamo finta di litigare, la gente mi riterrà più credibile. Insomma, Albina, mi sa che ti rinviteremo anche su questo caso di cui abbiamo peraltro già parlato una volta, Esatto, però perché è un caso che tiene questo veramente banco da tanti mesi anche è un caso che questo. tiene banco, Mm. anche perché la domanda che sottintende questo articolo è ma Valeria, Ci fa? Valeria ha fatto tutto di testa sua? Cioè qualcuno No. le ha suggerito di dire queste cose a Luis o sono uscite tutte dalla sua testa? Questa è una domanda a cui cercheremo di rispondere anche nelle prossime settimane. Bene, bene. Allora, grazie Albina, mi raccomando andate in edicola domani tutti quanti a prendere il giallo e insomma noi ci risentiamo presto. Un saluto e un saluto ad Andrea. Grazie. Ciao. Ciao Albina, ciao. Allora, adesso introduciamo l'altro ospite che abbiamo. Lo facciamo confrontare con Andrea perché lui è veramente un altro personaggio molto molto noto nella rete ed è per quello che diciamo l'ho chiamato oggi insieme ad Andrea, perché parliamo appunto di quanto la rete, non solo i giornali quindi e le televisioni, hanno parlato di questo caso e l'hanno fatto anche in modo professionale più o meno, cioè nel senso che non è che tutto quello che c'è nella rete lo dovete prendere per oro colato, adesso ce lo spiegherà Andrea meglio, però ci sono, cioè si può fare un discernimento. Ovvio che i giornalisti hanno degli obblighi, delle peculiarità, insomma, che sono legate al proprio ordine professionale, lo so perché lo sono, quindi però diciamo anche i professionisti le hanno. Quindi se i professionisti, come il nostro ospite, decidono anche loro di proporsi sulla rete così tanto e così puntualmente, ci sarà un motivo, probabilmente bisogna anche spiegare un po' alla gente le cose come stanno. E quindi benvenuto al professor Pasquale Bacco, medico legale e non solo, e mio carissimo Grazie. amico. Benvenuto Pasquale. Grazie. Beh, grazie dell'invito Laura, grazie mille. No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, prima di tutto, chiediamo a Pasquale, Pasquale, secondo te, che cosa, dal tuo punto di vista, cosa c'è davvero da esplorare a livello medico-legale e antropologico in questo momento su questo caso? E poi dopo farò fare una domanda da Andrea a te, sì, surprise, lui non lo sapeva, che riguarda proprio la divulgazione della scienza, ecco. Quindi che cosa c'è da esplorare? Cosa farà poi in pratica la professoressa Cattaneo? Ma la Cattaneo, io mi auguro che guardi molto bene tutto il materiale fotografico, perché ce n'è veramente tanto, sono circa 150 immagini ed alcune sono molto chiare. E il primo elemento sicuramente che la Cattaneo dovrebbe valutare, se mi posso permettere, però visto la domanda lo dico, è proprio questa differenza di aree che ci danno quindi con una certezza quasi assoluta, almeno dal punto di vista medico-legale, che questa ragazza è stata colpita da almeno 2 mani diverse. Poi è chiaro che diciamo, l'assassino è stato uno solo. Soprattutto molto importante vedere proprio l'entità, la forza, la tenacia, la capacità anche di essere mortale che si riscontra nell'ultima aggressione, quindi praticamente quello che poi determina lo sfondamento del cranio, l'alterazione della parte cerebrale, rispetto invece alle prime, soprattutto a livello del collo. Noi abbiamo una piccolissima lesione a livello del collo che ci mostra appunto come in realtà quella sia stata un'aggressione fatta da una mano completamente diversa. È lì che riusciamo a prendere anche il volume. Anche i colpi, perché noi troveremo probabilmente Chiara, se lei dovesse poi decidere di fare la riesumazione, in quel caso l'unica cosa, cioè noi troveremo un corpo scheletrizzato, Certo. cioè mi spiego, avremo perso tutti i tessuti molli,
Sì. Quindi avremo soltanto questa cute che a mo' di maschera si è andata praticamente a depositare sulle ossa, quindi bisognerebbe lavorare esclusivamente sulle ossa. Però le ossa parlano, Sì. perché addirittura, se posso dirlo, potrebbe essere addirittura più facile individuare alcuni colpi che il fisico ha dovuto subire, perché non avendo i tessuti molli, quindi i muscoli, la cute, il grasso, ci permette casomai di vedere dei colpi, dei traumi che casomai non erano visibili. Faccio un esempio: i traumi finali, tipo se è stata, diciamo, colpita violentemente anche sulle scale, oppure anche mentre stava per morire, essendo il corpo in una fase non propriamente viva, a volte non si manifestano per quello che sono. Quindi c'è sicuramente da lavorare. Tutto quello che però, guarda, io ti direi una cosa un po' cattiva, cioè tutto quello che non ha visto il primo medico legale, Ecco. cioè che non ha voluto vedere, che non gli hanno fatto vedere, che gli hanno chiesto di non vedere, questo non lo so, però sicuramente noi abbiamo questo caso, diciamo, parte da un... Io lo volevo dire questa cosa, se tu mi consenti. Oggi ho Prego. fatto un bellissimo congresso nelle ultime ore, in cui si è data proprio il peso, si è sottolineato il ruolo del medico legale, perché noi dobbiamo ricordarlo che quando si arriva sul luogo di un omicidio o comunque di un reato importante, quel posto viene delimitato e si permette appunto l'ingresso al medico legale. Quindi in realtà il medico legale in questo caso ha tante responsabilità, perché molti potrebbero dire vabbè, ma ha fatto il medico legale, alla fine c'erano le indagini, insomma, gli inquirenti, però in realtà quella perizia ha pesato moltissimo nella condanna di Alberto. In una Ecco, maniera o nell'altra ha pesato moltissimo, soprattutto in senso omissivo, ecco, non tanto in senso, diciamo, di intervento, ma quanto in senso omissivo. Ecco, sentite com'è chiaro il professor Bacco nello spiegare le cose, quindi è un po' lontano dall'idea che abbiamo degli impaludati medici legali che stanno chiusi nei laboratori o nelle sale settori, ecco. Andrea, gli vuoi fare una domanda a Pasquale proprio sulla parte comunicativa, cioè su quanto e sulle potenzialità di questo tipo di comunicazione scientifica? E intanto saluto il professor Bacco, buonasera. Ciao. Sì, allora, i dati scientifici sono importanti anche perché creano molto interesse soprattutto sul web, ci danno tante informazioni e secondo me una domanda che si può fare al professor Bacco: si parla tanto di tortura, c'è chi la smentisce, c'è chi invece ne parla in modo certo. Vorrei capire se dalla sua analisi si può capire se Chiara Poggi è stata torturata o se invece è soltanto una suggestione quella che si dice, professore. No, allora no, quando parliamo di la tortura, diciamo, è qualcosa di molto più aggressivo. Noi non abbiamo, poi chiaramente ripeto, sempre dal punto di vista medico-legale, noi non possiamo dire che lei sia stata torturata. Lei ha subito una sevizia. Una sevizia che sono appunto questi due tagli sulle palpebre, che sono anche abbastanza evidenti, fatti di una mano sicuramente anche un po' allenata, non necessariamente a lavorare in qualche modo su esseri umani, ma io dicevo, sono tante le professioni, no? che possono, anche chi fa tatuaggi, chi fa un certo tipo di, diciamo, di attività, cioè, nel senso, però questi tagli sono sicuramente simmetrici, ma chiaramente non significa che sono perfettamente uguali, chiariamolo, perché poi questo è quasi impossibile da realizzare. Di solito io vi posso portare la mia esperienza, chiaramente poi le certezze chiaramente non ne posso dare. La mia esperienza è questa: noi a volte quando troviamo, purtroppo in 30 anni ormai ne ho viste troppe, allora quando troviamo una persona che viene aggredita, quando non c'è proprio la decisione di uccidere, ma viene in qualche modo colpita in senso interrogatorio, in senso anche punitivo, c'è sempre un atto finale un po' violento prima della morte. Questo come lo spieghiamo noi? Perché è come se si desse, diciamo, nonostante tu, posso ricordare un caso importante, c'era praticamente, così ci capiamo, una persona che fu picchiata in maniera molto forte, questo non accettava assolutamente
di rispondere, perché poi la casualità volle che in realtà venne ripreso tutto, e praticamente queste persone dissero prima, cioè ti diamo l'ultima possibilità. Questo continuava a dire di no e iniziarono praticamente a seviziarlo tagliandogli per esempio delle dita della mano. E cioè quell'atto finale è una specie di tentativo per dire guarda che ti stiamo facendo capire che noi possiamo fare molto di più. Secondo me lei era già fortemente tramortita, perché la reazione, e tant'è vero poi che questi atti finali, prima che venga uccisa la persona, sono poco vivi, cioè le ferite non hanno il tempo di maturare moltissimo come ferita a sé stante, perché poi subito dopo subentra la morte. E questo è proprio il caso di Chiara. Chiara c'è questa azione molto forte, finale, questa sevizia che è caratteristica anche questa del viso, l'ho detto più volte, perché al viso si deve creare anche uno stress di natura psicologica, e quindi chi aggredisce ti aggredisce vicino agli occhi. Quindi questo si risponde proprio, la sevizia sul viso da un punto di vista medicale è bilaterale, tendenzialmente simmetrica agli occhi. Guardate, questo c'è scritto sui libri, non è che io lo dico perché me lo sto inventando io, cioè, o meglio perché fa parte della mia esperienza. Quindi è proprio quello che avviene. Però quelle ferite, ripeto, fatte da una mano sadica, da una mano che comunque qualcosa del genere aveva già fatto, certamente, poi maturano poco. Perché? Perché poi subito dopo lei probabilmente viene uccisa. Quindi è un atto, però non è proprio tortura, perché le torture sono un po' più complesse, diciamo. Tra l'altro, Laura, posso rubare un'altra domanda al professore? Breve. Abbiamo una pausa, però facciamo una pausa di 1 minuto. Nel frattempo magari cerchiamo di recuperare che volevo far sentire il tuo video su YouTube. Ok. 1 minuto. Preparati la domanda? Ok. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Officine Ubu presenta. Hanno sparato a Nur! Dal 1948 a oggi. Non si fermeranno finché non avranno preso tutta la Palestina. Un racconto potente e intimo sulla memoria e sull'identità di un popolo. Resistere è anche interrompere la violenza. Tutto quello che resta di te. Dal 25 settembre al cinema. Downton Abbey è tornato per il gran finale. È difficile accettare che è ora di fare un passo indietro. Ogni decisione ha portato a questo. E ora il futuro di Downton Abbey è nelle mani di Mary. La storia sta per concludersi. Se mamma fosse viva, cosa farebbe? Downton Abbey il gran finale, dall'11 settembre al cinema. Benvenuti al Gran Premio d'Europa! Sta succedendo davvero? 1000 chilometri di distruzione! Non posso guidare così! Guiderò al posto di Ed. Grand Prix! Dall'11 settembre solo al cinema. Con il Cinema Revolution il film è a soli €3,50. Il cinema è di nuovo in festa. Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Azione! Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, puntata direi esplosiva. Andrea Ferretti, il titolare di Garlasco Channel, che vi invito insomma ad andare a visitare su YouTube, sta per fare una domanda al professor Pasquale Bacco, medico legale. Dopo pure io voglio fare una domanda ad Andrea, però ad Andrea. Ne rubo un'altra perché non capita tutti i giorni di parlare col professore e ho seguito tantissimi dei suoi video ed è molto interessante. A questo punto analisi. Potresti poi fare magari una diretta con lui. Io ve la lancio lì.
l'invito ufficiale c'è, eccolo, professore, ecco. la sto invitando ufficialmente. Quando vuole siamo disponibili. Quello che le volevo chiedere è se secondo lei Chiara ha vissuto un'agonia lunga prima di morire, professore. Allora, c'è praticamente lo sfondamento del cranio che si è realizzato, ha reso sicuramente la persona incapace di avvertire dolori o altri tipi di sofferenze. Il dubbio veniva dalla notevole quantità di sangue che si ritrova alla base delle scale giù nella cantina, no? Che si muove per gravità, però ci faceva pensare ad un cuore che batteva ancora, anche se batteva in maniera anomala. Dobbiamo ricordare che a volte il cuore può arrivare addirittura a fare 18-20 battiti al minuto, quindi praticamente creando una condizione di vita però non compatibile con la vita. In realtà io non credo che lei abbia avuto una lunga agonia, anzi credo che sia stata tramortita da subito, dall'inizio dell'aggressione. Noi questo calcolo, voglio chiarirlo così, non è basato su un caso, ma è basato proprio come dicevo prima, sulla maturazione delle ferite. Le prime ferite che Chiara ha sono ferite che prendono circa una ventina di minuti, quindi maturano. Dopodiché si interrompe il tutto, cioè si vede proprio, ed è un fatto che ha un occhio abbastanza allenato, ma anche poco allenato a dire il vero, si vede. Quindi la prima ferita che lei prende sulla tempia è una ferita molto corposa che probabilmente la stordisce, però non gli impedisce di avere comunque un dialogo, cioè di comprendere quello che le viene detto ed eventualmente anche rispondere. Guardando così, ripeto, è chiaro che io non ho visto la salma, però guardando così noi possiamo dire che possiamo in qualche modo dire che non c'è stata una grande La crudeltà. No. Ecco. La crudeltà, a parte quel taglio, lì insomma ci si... No, quelle sono sevizie, cioè allora secondo me sarebbe... la sevizzia finale, però la crudeltà no. No, diciamo a livello giuridico. Non c'è stata la crudeltà di farla soffrire. A livello Anche giuridico, voglio dire, è stato giusto non contestare la crudeltà, questo volevo dire per spiegare alla gente come si è arrivati a 16 anni. Tu Laura hai visto lo sfondamento del cranio, quello chiaramente impedisce assolutamente di pensare che quella persona potesse continuare a vivere. Certo. Cioè è stato un colpo deciso, lei quando si è deciso di ucciderla si è uccisa proprio. E poi le sevizie però sono compatibili ad un ergastolo, ma in questo caso aveva chiesto il rito abbreviato, questa è una locuzione tecnica, tecnico-giuridica, e si è arrivati a 16 anni contestando, cioè non contestando l'aggravante e mantenendo le attenuanti generiche, però vabbè, questa è un'altra storia. In questo sei molto più brava di me, non c'è dubbio. E non sono avvocato. Andrea, quindi complimenti per le domande che hai fatto al professor Bracco. Come potete vedere, quindi, che cosa voglio mettere in luce qui? Che non è che tutti gli youtuber siano quelli che fanno vedere, no, cioè i vestiti, influencer, quelle cose lì. No, ci sono anche quelli che studiano, quindi e anche che hanno una certa vena anche giornalistica o investigativa. Come ti è venuta st'idea di aprire sto canale Garlasco Channel? Cioè è proprio la domanda che tutti ti farebbero. E come ti è venuta quest'idea? Allora Laura, guarda, noi ne abbiamo parlato, se conosci la storia, sicuramente nasce da un senso di giustizia molto forte, è una passione per il caso di Garlasco. Decido di chiamarlo Garlasco Channel per un motivo, cioè è come, poi me lo chiedono in tanti e io rispondo sempre che è come chiedere a Corona perché ha chiamato il suo canale falsissimo. Ovviamente avendo non volevo fare pubblicità a Corona, però avendo un passato, un background nel mondo dello spettacolo come DJ, come produttore discografico, sono portato a fare cose un po' più professionali, quindi mi sembrava giusto dare un nome che poteva arrivare subito alle persone per non dover comunque aspettare una lunga gavetta, ecco. Non perché non
non abbia l'umiltà per affrontare la gravità, ma semplicemente perché quando fai una cosa, almeno dal mio punto di vista, vuoi che sia vista, che sia conosciuta subito. E Gallasco Channel, devo essere onesto, è un nome che ci ha aiutato molto. Sì. Sicuramente poi bisogna anche dare credibilità, perché un conto è dare un'immagine che sia importante al tuo canale, ma poi ci devono essere contenuti, e penso che da questo punto di vista mi sono impegnato molto, ho studiato, ho guardato gli altri colleghi, ho letto le carte, quindi ho passato praticamente giornate, e le passo ancora, e tu lo sai benissimo, notti intere ad ascoltare, diciamo. Quindi è veramente una passione, ma anche quel senso di giustizia di cui parlavo, nel senso che sappiamo tutti come è andata ad Alberto Stasi, conosciamo il processo, conosciamo le carte, il ragionevole dubbio secondo me in ogni pagina di questa sentenza non è una sentenza giusta, come tu hai fatto sentire il procuratore generale all'inizio della puntata, parla chiaramente, non è stato ascoltato, quindi non siamo noi, ecco, io che da questo punto di vista sono un lobbista a dire che Alberto Stasi merita la libertà, ma sono proprio le carte, sono proprio chi ha lavorato a questo caso, e penso che chiunque possa essere d'accordo con questa affermazione. E tra l'altro tu, con la tua vena investigativa, hai portato ultimamente a smascherare, anche perché poi intorno a questo caso aleggiano dei personaggi anche strani, che non si capisce da dove arrivano e perché ci arrivino, e che ogni tanto buttano lì delle fake news di fatto. Noi giornalisti abbiamo modo poi di verificare le notizie. Quando vedete una notizia così un po' strana, un po' sparata sul web, e magari non vedete il Corriere, il TG1, l'ANSA, eccetera, eccetera, che la riprendono, evidentemente perché non è vera, non perché noi la buchiamo, ma perché noi verifichiamo, cioè qualsiasi cosa la dobbiamo verificare, ma perché nella nostra, cioè siamo obbligati a verificare per voi tutti. Quindi Andrea, cioè tu come hai fatto cioè hai fatto tutta questa ricerca, sei riuscito a smascherare, quindi poi noi alla fine abbiamo fatto da casa risonanza a te, tra l'altro, e ad un altro collega comunque, ad un altro collega, Luigi Grimaldi, che anche lui ha un canale molto attivo. Ho scoperto questa mattina dalla live che ha fatto Zanella che in termine giornalistico si dice merdone, esattamente, sì. abbiamo saltato il merdone, ma inizialmente non è stato facile, nel senso che io avevo un rapporto con questa persona, il dottor Steven, con cui parlavo, con cui mi confidavo, lui mi dava dei consigli, mi ha anche passato delle cose interessanti, mi avrebbe promesso degli scoop, quindi era nato un rapporto. Ovviamente poi nasce, cioè in questa live da dove esce la notizia, cominci ad ascoltare le sue parole, cominci a sentire il suo racconto su questi testimoni che sarebbero andati in procura, su 19-20 che poi sarebbero usciti altri, e tante altre insomma cose che lui ha detto, e le potete sentire nel video che ho pubblicato Infatti oggi. conviene andare ad ascoltare, però a me interessava proprio, cioè, il tuo tipo di studio, insomma lui ha fatto uno studio veramente giornalistico vero e proprio, e alla fine, insieme a dei giornalisti ovviamente, perché poi a parte il mio scetticismo dall'inizio, è stato un lavoro di team, lavoro di team con le ragazze che mi aiutano, con voi, con cui mi sono confrontato, ma è iniziato tutto molto facilmente. Ho copiato e incollato il suo numero su Google ed sono uscite delle cose che non erano inerenti al suo racconto, a quello che diceva. Esce una società con sede a Potenza, escono degli articoli che parlano di truffe al comune di Azzi e di tante altre cose. Potete verificare comunque, sì. Lì cominci a farti una domanda, dici: con chi sto parlando? Chi è questa persona? Anche perché ovviamente poi tu vedi la foto, ma noi non l'abbiamo mai visto, anche se io avevo un rapporto con lui, io non l'avevo mai visto in faccia, ho sempre parlato telefonicamente, e poi quando comunque lo vedi nei suoi video ha il volto coperto, quindi non hai mai la certezza, no? Quindi è giusto investigare e capire. Una volta avuta la certezza, come hai detto anche tu, l'abbiamo avuta insieme io e Luigi Grimaldi, perché io stavo facendo una ricerca quella notte e Luigi stava pubblicando, quindi è stata quasi una cosa in contemporanea. Ci siamo confidati, cioè confrontati,
e abbiamo detto abbiamo trovato Stefano, e purtroppo poi da lì Va è bene. stata tutta una conseguenza, insomma. Ecco, Pasquale, vabbè, anche io e Pasquale ci siamo confrontati, però questa è un'altra storia. Pasquale, quanto il web, perché tu sei anche invece molto presente sul mainstream, in televisione, insomma, e quindi quanto è diverso questo tipo di media per te, per divulgare quello che tu pensi e ehm, quanto è utile oggi? E a me? Sì. Sì, molto diverso Laura, molto diverso perché la televisione, tu lo sai, comunque è molta finzione. Io almeno, no, per il ruolo che ho, purtroppo in televisione non ho la possibilità di dire realmente quello che penso in maniera corretta. Invece devo dire che ho riscoperto molto questo mondo, di cui sono veramente contento. È una cosa che perché nel web riesci, diciamo, ad avere la capacità di parlare, di spiegare e di dire realmente. Invece in televisione, soprattutto se stai in Rai o cose del genere, devi comunque mantenere, ti presentano comunque con un medico legale, devi stare attento a quello che dici. Io l'altra sera, per esempio, ho detto una frase forte, ho chiesto il permesso chiaramente di dirla, quando ho detto praticamente attenzione, se posso dirla, ma in fondo la procura si interessa pochissimo in questo momento realmente di che cosa, di chi ha ucciso Chiara, perché probabilmente è anche presa da altri fattori. Nel web, in televisione questa cosa sarebbe stata vista malissimo. E poi bisogna comunque prendere atto di una cosa, Laura, che oggettivamente oggi le visualizzazioni, le persone, cioè oggi è molto più seguito il web che la televisione. È quello che dice Andrea sempre. No, è la Perché verità. Cioè, oggi, È vero, professore, è vero. Bucaralla no, ma la televisione è completamente di quarto grado. Andrea, io ti dico sinceramente, cioè io ho visto dei canali, ho visto un podcast di Laura, ma tanti altri, perché comunque sono tutti fatti anche con, soprattutto chi ha avuto l'idea, no, come la stessa Laura, di partire qualche anno fa. Oggi fanno oggettivamente degli ascolti totali, quasi da prima serata di Rete 4, cioè, ormai la televisione, poi diciamoci la verità, chi la vede? Se levi, no, oggettivamente, ma guarda, io sono molto colpito, ti devo dire, io ho fatto, tu sai, l'anno scorso tutta un'annata con notevoli presenze, Sì. Mediaset, Rai Sì. e tutto il resto, anche, che mi sono anche costate molto impegno fisico. Sì. Da quando da qualche mese sono stato invitato ad intervenire su altri canali web, ti assicuro che le persone noto, cioè ormai entro nel bar, ma questo che cosa dimostra? Che in realtà una parte molto giovane, una parte più attiva, una parte più proficua, anche perché il web comunque se lo vedi lo ascolti, la televisione la vedi neanche per stare a pensare ad altro. Cioè, quindi la televisione è molto completamente finita. A interessante. me fa anche un po' sorridere, se posso dirlo, so che ti rubo un minuto, per confermare Andrea questo fatto che fanno le presentazioni dei palinsesti, cioè ma a che serve più? Cioè, ma ditemi voi. Siamo boomer. No, vabbè, io non sono in una- televisione più, perlomeno. Vedete che ho scelto invece la radio, che secondo me è il mezzo più bello che esiste. Lo diceva McLuhan, la radio è Verissimo. il medium caldo, e secondo me la radio arriva più di tutto, insieme al web, dai. Però Anche secondo perché me, Laura, c'è anche un motivo, lo dico brevemente, che tutti quanti ci addormentiamo con il telefono in mano e dobbiamo guardare qualcosa. Quindi questa cosa qui porta la gente sul web, porta la gente a vedere i contenuti prima di addormentarsi e dà tanta visibilità a questa cosa. È vero, è vero. Ma È posso vero. dire che i miei figli nessuno di tutti e tre i miei figli ha la televisione. Bravi, anche mia figlia la televisione proprio non la vede. Cioè, È una grande conquista del web. Proprio, non ce l'hanno proprio. no, anche mia figlia, no, assolutamente. Lei vede al massimo qualche serie su quei canali, insomma, a pagamento, Netflix, quella roba ma lì, non sì, sempre in come- televisione, spesso se le vede sul suo iPad. E quando noi vediamo il iPad. telegiornale, perché siamo boomer, e lei vede il telegiornale con noi, ok, si commenta il telegiornale, ma solo il telegiornale. Devo dire la verità che ultimamente anch'io vedo meno televisione, però vabbè, io comunque resto boomer. Laura, basta nascondersi dietro la parola boomer, per favore. Bravo, sono d'accordo. Hai ragione. No, a parte tutto, io credo che comunque certi messaggi arrivino.
L'unica cosa è che, non so, noto questa diffidenza, del mainstream. Anche noi di Giallo abbiamo adesso Albina non c'è, però posso farlo a nome suo, son venuti a collaborare con noi delle persone che sono molto attive sul web, tra cui il professor Bacco, Grazie. peraltro. Da me scoperto quella storia della stampella che vabbè, È vero, ci è siamo vero, attirati è ci vero. siamo attirati l'odio da tutto il mondo. In realtà io il professor Bacco l'avevo già intervistato proprio qui a Giallo Radio Club, non so se vi ricordate, per la storia di Patrizia Nettis, un altro giallo su cui torneremo, professore. E lì, veramente ho notato questa diffidenza del mainstream adesso su questa cosa qui, cioè perché poi si creano queste connessioni tra la carta stampata, che intervista gli youtuber, piuttosto che non il solito, impaludato, no? Ma Che ne se posso dite? dire, quell'intervista non voglio ripetere, perché tu sai che molti del mainstream in realtà ti hanno accusato. Certo. In realtà Laura fu di una correttezza assoluta, voglio dire, mi chiamò, non mi disse che cos'era, mi chiese semplicemente un parere tecnico, senza fare nessun commento personale, e io gli diedi un parere di natura tecnica, che poi può essere giusto o sbagliato, chiaramente. Però fu un'intervista assolutamente corretta e non come è stata ricostruita, che cioè davvero in maniera quasi subdola. Bravo. Comunque, per rispondere alla tua domanda, Sì, Laura, secondo me prego. il web sta acquisendo un'importanza molto molto grande, e questo crea anche un po' invidia al mainstream, nel senso che gli sta togliendo utenti, è come una minaccia, la vedono come una minaccia, quindi l'essere snob, no, nei confronti di chi fa lo youtuber o chi comunque ha un canale su YouTube, però siamo davanti, soprattutto in questo periodo, e con il caso di Garlasco, a un qualcosa di completamente nuovo, dove le persone del mainstream sono proprio loro a chiedere di essere intervistate, di essere presenti sul Infatti, web, bravo. perché hanno capito che hanno una maggiore visibilità, perché tu la televisione la guardi ma non ti vai a vedere la replica, mentre su YouTube tu puoi tranquillamente andarti a rivedere il video tutte le volte che vuoi e sei sempre presente davanti all'utente. Anche quindi delle questa è la puntate di maggiore... Giallo Radio Club, mi raccomando. Certo, assolutamente, ormai ho la tessera, quindi cerco di essere presente. L'ultima domanda per tutti e due, che cosa vi aspettate da queste indagini? Ci sarà davvero da riscrivere la storia di questo caso? Prima, non so, fate voi, chi vuole... No, do la precedenza al professore, Va insomma, bene. per sanità. No, perché voglio che chiuda il direttore. Allora, mi aspetto prima di tutto molta più serietà, che in realtà nella prima indagine non c'è proprio stata. Mi aspetto, da medico legale, nonostante io non debba interessarmi di tema, mi aspetto giustizia per questo ragazzo, che secondo me non l'ha avuta, e anche giustizia per Chiara, perché in realtà condannare, banalizzare, corrompere, dopare un'indagine non è giustizia per la vittima. E soprattutto mi aspetto una cosa, sai Laura, leggevo proprio stamattina uno scritto del grandissimo professor Ugo Fornari, che è ancora in vita e che ha appena cacciato un libro meraviglioso, è uno psicopatologo medico legale, il nostro punto di riferimento assoluto in Italia, che diceva appunto che non dobbiamo mai scordarci che la Costituzione prevede che per ogni condanna la Costituzione, quindi al di là della legge, prevede che ci siano delle spiegazioni precise e tecniche che non ci sono state nella prima indagine. Quindi qualsiasi sarà la decisione o le decisioni che saranno prese, io mi auguro di poter leggere finalmente le motivazioni, le famose motivazioni, e capire la logica e il senso di giustizia che ha guidato quelle decisioni. Bah, io devo dire che sento che questa volta ci arriveremo, perché conosco, cioè lo devo ammettere, io non ero tanto, per la quale, cioè per rimettere in discussione questo caso, devo dire la verità, lo sapete tutti. Poi ho cambiato idea Ci stiamo salvando, Laura. e tanti mi chiedono, perché hai cambiato idea, mi crocifiggono quasi.
primo perché io credo che essere intelligenti significa anche cambiare idea e rimettersi in discussione. Verissimo. E secondo perché, io credo molto in questi investigatori, perché li conosco peraltro, e credo molto in questa procura, in questo procuratore. Hai ragione su quello che dicevi Pasquale, del fatto che la procura non si sta occupando solo del delitto Poggi, si sta occupando di, rivedere tutte le indagini di quella procura lì e quindi anche di qualcos'altro. Però sicuramente ci sono 4 magistrati e i migliori carabinieri impegnati e anche tanti consulenti, tanti scienziati impegnati su questo caso, per cui non possiamo che sperare nel meglio. Andrea? Essere fiduciosi. Io non posso che concordare con voi, con quello che ha detto il professore, che il primo obiettivo è la revisione di Stasi e la libertà di Stasi. Dopodiché, ovviamente, ognuno ha la sua idea, quindi se dovessimo seguire la mia si dovrebbe riscrivere totalmente il delitto. Ho fiducia nelle indagini, credo nelle indagini e sto cercando con tutto me stesso di dare un contributo che, anche se minimo, diventa importante sull'opinione pubblica. Ovviamente poi, ripeto, avere una propria idea non significa poi rimanere delusi, nel senso che se alla fine ci sarà giustizia, quella è la cosa più importante. Sì, cioè non è che adesso non è che quello che vuole dire Andrea è molto chiaro, cioè quelli che ora l'ho capito pure io dopo tanto tempo, forse me l'ha fatto capire lui in questi giorni, e che è un po' una questione culturale, non è che la procura perché noi non so come spiegarvi, ma noi cronisti vecchi, insomma, abituati a fare i cronisti, no, siamo sempre stati abituati a, non lanciare delle ipotesi, no, ma, a rifarci a quello che ci dicevano le fonti, no, c'è questo, c'è quello, oppure le carte, dalla carta viene questo, viene quello. Allora, viene questo dalla carta, chiedo al carabiniere: "Ma questo lo state facendo o no?" A parte il fatto che non rispondono perché questa indagine è secretata, quindi parliamo di altre indagini. E poi, vado avanti senza, dare io delle opinioni, cosa diversa che si fa sul web. E questa è la differenza tra, il lavoro di cronista e il lavoro sul web. E sul web si fa cultura, no, cosa vuol dire cultura? Cultura, quello che fa il professor Bacco, che ha spiegato bene certe cose oggi che magari, normalmente non si possono sapere perché solo un medico legale te le può spiegare, quello che fa Andrea spiegando magari le sue teorie o intervistando delle persone, uno poi si fa la sua idea, ognuno si fa la sua idea e non è detto che poi quella sia l'idea della procura. Attenzione, per quello il procuratore Napoleone poi fece quel comunicato, se vi ricordate, in cui disse: "Non attribuite", perché in televisione c'erano dei giornalisti, degli opinionisti che dicevano: "Ah, la procura fa questo, la procura fa quello". E, Napoleone dice: "No, veramente non mettete in bocca alla procura cose che sono vostre, perché noi non lo sappiamo cosa stanno facendo e non lo vogliamo sapere perché li vogliamo far lavorare in pace, Ovviamente. e aspettare". Poi nel frattempo si fa cultura, giusto? Ho ragione? Che dite? Sì, Laura, guarda, secondo me si può paragonare il web alle radio libere degli anni 70, Ecco. dove praticamente la comunicazione non era controllata, dove ognuno poteva dire la sua. E questo è quello che succede sul web. E secondo me è proprio la cosa bella. Poi ovviamente sta anche all'utente selezionare, perché le cazzate ci sono sempre dappertutto, sia in televisione che sul web. L'abbiamo detto. Però se ci si affida poi a persone che, anche se hanno una teoria strampalata, diciamo così, però ci mettono passione e cuore e hanno degli indizi per poter seguire quel tipo di ipotesi, perché no? Cioè, questo è quello che mi viene da dire. Bene, benissimo. Direi che abbiamo completato il quadro. Sicuramente vi rinviterò, tutti e 2 perché poi la prossima volta magari, voglio chiedervi qual è la vostra teoria, però vabbè, insomma lì aspettiamo un attimo. Perché anch'io ho la mia teoria, io ho la mia teoria anch'io, diciamo che la mia teoria potrebbe anche non essere tanto lontana da quella della procura, però, non per mettere in bocca alla procura le cose, comunque insomma, grazie ad entrambi. Quindi, Grazie a te, Laura. ricordate tutti e 2 i vostri dove vi possono, vedere, ascoltare, trovare. Pasquale?
Io sui miei social, quindi, e poi Pasquale Bacco medico legale, e poi posso dire che inizio il tour teatrale il 21 ottobre Diciamolo. al Parioli di Roma con Beauty Crime dentro la medicina nucleare. Quindi Andrea lo devi andare a vedere. Criminali. Assolutamente. Andrea sì, abita a Roma. Permettimi di ringraziare Laura, sì, assolutamente, anzi se dopo mi dai il numero così lo invito. Assolutamente. Chiaramente Laura deve Grazie professore. E poi volevo fare un grosso ringraziamento a Laura Marinaro che mi ha permesso anche di entrare in contatto con quella meraviglia che si chiama Giallo e quella meravigliosa persona che è Albina Perre, che mi ha dato anche tanta fiducia e una bella possibilità di essere presente su quel giornale. Quindi le ammiro entrambe, sono due donne molto preparate, molto capaci. Grazie, aiuto, divento rossa, non fucsia come la giacca. Andrea, vuoi fare un saluto? Ovviamente poi vi metterò in contatto. Grazie. Allora, intanto al professore volevo dirgli che nel caso se ci fosse bisogno di un fonico io faccio anche quello, quindi non c'è nessun problema, in teatro posso occuparmi di tutto. Bravo. Però ecco, io intanto volevo ringraziarti Laura perché sei stata carinissima nell'invitarmi. Per me la prima esperienza in radio con il caso di Garlasco, quindi sono quasi vergine sotto questo punto di vista ed è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché inizialmente con Albina, una persona che sto imparando a conoscere, con cui abbiamo già fatto un'intervista che ci ha dato tanto, e devo dire che è una persona umile che aiuta le persone, almeno questa è la mia esperienza. E tu è la stessa cosa, cioè ovviamente con te c'è un rapporto speciale, con te c'è mi ha intervistato, prima o poi uscirà questa intervista che mi ha fatto. Lo volevo dire io, ovviamente il dottor Stevens ci ha impedito il montaggio della sua intervista, quindi adesso recupereremo, sicuramente la pubblicheremo nei prossimi giorni. C'è la teoria di Laura Morinaro sul delitto di Garlasco nell'intervista che pubblicheremo sul mio canale. Vabbè, allora la vogliamo leggere tutti, dai. Quindi Garlasco Channel su YouTube, giusto? Garlasco Channel su YouTube e su TikTok. Dobbiamo salutare la radio ha dei tempi stretti. Grazie ragazzi, grazie a tutti e mi raccomando, mercoledì prossimo parliamo di Saman Abbas. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.